Certamente questo era un caso, come abbiamo definito, bizzarro, abbastanza originale, quindi sarà da verificare un attimino quali sono i presupposti e quali sono le basi su cui questa cosa è stata fatta. Una bizzarria, così Ryanair definisce la causa intentata da Guido Favaro, il cittadino di Quinto di Treviso che ha citato per danni la compagnia aerea irlandese, uscendone vincitore. Verificheremo, dice laconicamente il manager di Ryanair. E di certo i legali della compagnia aerea verificheranno bene, anche per evitare il ripetersi di simili bizzarrie. Sappiamo che comunque in Italia siamo bravi, appena ti succede qualche cosa, ovviamente tutta la scia dietro e tutti i rischi, ma sicuramente qualcun altro si inventerà qualche cosa, che gli sia magari crepato il vaso di fronte a casa per le vibrazioni. Un rapporto delicato quello tra aeroporto e residenti, destinato con tutta probabilità ad incrinarsi, dato che i progetti di SAVE e Air 3 sono progetti di crescita. E proprio da Ryanair, vettore che da solo rappresenta l'85% del traffico aereo dello scalo trevigiano, è arrivato oggi l'annuncio di 8 nuove rotte con partenza da Treviso nella prossima stagione invernale. 5 delle quali inedite, Colonia, Edimburgo, Francoforte, Marrakech e Varsavia, e 3 continuamento di collegamenti estivi, Amburgo, Cracovia e Napoli. Numeri che da un lato galvanizzano gli operatori turistici, dall'altro impongono lavori di adeguamento del Canova. A ottobre chiusura di un paio di settimane per rifare la pista e poi via libera al nuovo master plan, con sensibili cambiamenti anche sulla viabilità. La riorganizzazione del territorio esterno, per cui le rotonde, per cui la viabilità, per cui il passaggio della Noalese, che poi tra l'altro è il vero problema, per cui soprattutto questo è l'investimento.